Allora, sono Pasqualino Ladu da Sarule, siamo allevatori di pecore e di mucche, titolari di allevamento, maiali, insomma un po' di tutto. Dobbiamo ringraziare questi finanziamenti tramite il GAL, che sono stati abbastanza veloci e tempestivi per incidere sul nostro lavoro in modo di poter continuare le nostre attività speditamente. Abbiamo acquistato delle attrezzature sia per la lavorazione del fieno, sia varie attrezzature, proprio per migliorare l'azienda. Non si può rimanere come l'abbiamo conosciuto, diciamo, dai nostri padri. Bisogna sempre migliorarsi per andare avanti, cercando di andare avanti, se ci lasciano andare avanti con tutte le problematiche che ci sono nel settore adesso. La speranza è sempre di andare avanti anche per le nuove generazioni. Da quando ho cominciato io, adesso c'è un abisso, anche da quando ho cominciato io, non ho che c'ho 100 anni. Però da quando ho cominciato io il lavoro in campagna è cambiato al 100%. Bisogna adeguarsi ai tempi, quindi bisogna essere pronti, valutare i problemi e cercare di superarli. Se vogliamo rimanere ancora a lavorare la terra e a seguire le bestie, insomma, andare avanti le bestie. In base al tempo che stiamo vivendo, bisogna fare i lavori, giusto, per continuare, insomma, sempre per l'attività, tutti i lavori che bisogna fare, sia per le bestie e per tutto, no? La speranza per il futuro è che almeno che rimanga qualcosa di quello che abbiamo cominciato noi, perché con tutti i tempi che stiamo vivendo, i giovani che prima si sono allontanati dalla campagna, adesso un po' stanno tornando. La speranza è con i giovani, che riescano i giovani a continuare quello che abbiamo cominciato noi.